I giornali di oggi sono pieni di titoli che riguardano i prepensionamenti. Guardate, vi faccio vedere la prima pagina di Libero. I baby pensionati e i militari. Alla faccia delle vittime della Fornero, il ministro Madia vuole mettere a riposo anticipato migliaia di statali per assumere altri più giovani. Quindi poi il Sole 24 Ore sulla stessa linea. Prepensionamenti per aiutare i giovani. Il Sole sempre dice stipendi pubblici, ecco tutti gli eccessi. E infine Il Fatto, Madia prepensiona ma senza i sindacati. Ed allora buongiorno a Ignazio Messina dell'IDV, segretario dell'IDV, IDV che sta raccogliendo le firme per una proposta di legge che si intitola Creiamo lavoro e aboliamo le leggi Fornero. Allora, mi sembra che voi siate in linea con quello che dice il ministro Madia, cioè ribaltare la filosofia della Fornero che teneva i lavoratori ancora di più al lavoro oltre i limiti precedenti e invece mandare a casa i più anziani per assumere i giovani. Mi sembra... Certamente sì, noi abbiamo depositato un disegno di legge in Cassazione, raccogliamo le firme tra la gente con i nostri banchetti dei Valori per dire che allungare l'età pensionabile, come ha fatto la Fornero, che con le sue riforme è riuscito a fare più danni di tutti gli altri, è riuscita immediatamente a colpire da un lato i lavoratori e i datori di lavoro, quindi bloccando l'occupazione. Noi riteniamo che il prepensionamento sia una strada giusta per avviare i giovani, però non può essere limitato, come dice il ministro Madia, esclusivamente al pubblico impiego, perché ci sono precari, ci sono partite IVA, c'è l'impiego privato, anche lì va esteso necessariamente, perché se no non riusciamo a inserire i giovani. Poi noi dell'Italia dei Valori prevediamo anche un'altra cosa, la flessibilità in uscita dal lavoro, cioè la possibilità dai 60 ai 70 anni di andare in pensione con una base 65 e 35 anni di anzianità. Bene, ci saranno incentivi a secondo se vai prima o dopo e questo consente, secondo i nostri calcoli, immediatamente di assumere già nel 2014 più di 200.000 giovani. Quindi capite che è un passaggio importante. L'obiettivo è aboliamo la Fornero, ma fondamentalmente anche diversamente dal Job Act di Renzi, e creiamo lavoro, perché il problema non è bloccare il lavoro, quello che è successo fino ad oggi.